La più cordiale buonasera, ben ritrovati con l'informazione di prealpina.it, TG delle ore 19 che si apre con la cronaca. Il corpo senza vita di un uomo all'interno di un'auto è stato ritrovato questa mattina a Nerviano. Tutti i particolari nel servizio. Tragedia a Nerviano. Questa mattina, nel parcheggio di fronte al cimitero della frazione di Garbatola, nei pressi della nuova rotonda sulla provinciale 109, è stato trovato il corpo senza vita di un 74enne. L'uomo si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola, un'arma regolarmente detenuta. L'intero parcheggio è stato chiuso per consentire i rilievi da parte dei carabinieri che indagano sull'episodio. Non è la prima volta che viene trovato un cadavere nei pressi del camposanto garbatorese. Il 31 dicembre 2016 fu scoperto il corpo senza vita di Maurizio Capizzi, 48enne di Legnano. Rapina ieri sera all'ambulatorio veterinario di Via Dante a Lonate Pozzolo. Un uomo è entrato nello studio ed ha puntato una pistola contro i titolari e i clienti. Sono stati momenti di terrore. Il rapinatore aveva il volto nascosto da una mascherina e si è fatto consegnare i soldi, una cifra intorno ai 600 euro. Poi è fuggito. Sul posto i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio che hanno avviato le indagini. Ancora cronaca, l'ennesima truffa ai danni di anziani è andata a segno oggi a Malnate. Questa volta il raggiro è avvenuto in via Alessandria nella frazione di Gurone. Due persone si sono finte dell'azienda che gestisce l'acquedotto e con questo stratagemma uno dei due è riuscito a entrare in casa. Una volta carpita la fiducia della donna è riuscito a distrarla e a rubare oro e gioielli il cui valore deve essere ancora quantificato. Poi i due malviventi sono fuggiti a bordo di un Audi. Dell'episodio si sta occupando la polizia locale che ha anche avviato il protocollo di supporto psicologico alla vittima. Ci trasferiamo a Gallarate. I Sinti possono restare dove sono in via Lazzaretto ancora per un po'. Con un'ordinanza pubblicata oggi, la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale di Milano infatti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare delle ordinanze di sgombero emesse dal comune di Gallarate l'estate scorsa, dopo che 3 famiglie, in tutto 19 persone, avevano riportato le loro roulotte all'interno del vecchio campo smantellato nel 2018 dall'amministrazione di Andrea Cassani. Silvia Pagani è il nuovo direttore dell'Unione degli Industriali della provincia di Varese. Il passaggio di consegna ufficiale con l'attuale direttore Vittorio Gandini avverrà il 1 febbraio 2022. La nomina è stata votata dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza, così come previsto dallo Statuto dell'Associazione. Silvia Pagani è entrata a far parte della struttura dell'Unione Industriale lo scorso febbraio con la qualifica di vice direttore. Nelle sue precedenti esperienze professionali ha ricoperto il ruolo di segretario generale di Confindustria Lombardia dal 2014 al 2021. Dal 2009 al 2014 è stata direttore operativo del Lombardy Energy Cleantech Cluster, il cluster della filiera lombarda dell'industria energetica. Varese domattina, nel Salone Estense si tiene il primo consiglio comunale dopo la rielezione a sindaco di Davide Galimberti. Appuntamento alle 10, non ci sarà l'ex assessore Dino De Simone, quasi consigliere comunale di progetto concittadino, infatti tra poche ore subentrerà all'assessore Enzo Laforgia. De Simone infatti è in quarantena con tutta la famiglia. È tutto, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento con il TG di Prealpina torna domani alle 13. Buona serata.